Resta flebile ma non si è ancora spenta la speranza che i medici di base del Veneto ritirino lo sciopero proclamato per il 13, 14 e 15 dicembre, che porterebbe alle famiglie disagi ancora maggiori di quelli provocati dal fermo del mese scorso. Una delle condizioni poste dai camici bianchi era che la regione si sedesse al tavolo e così è stato fatto. In mattinata la trattativa è ripresa con un incontro tecnico a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale. Assente l'assessore alla sanità, impegnato a Roma in conferenza Stato-Regioni, a rappresentare le ragioni del Veneto, il direttore generale della sanità Domenico Mantoan, che ha parlato di clima collaborativo. Sono stati approfonditi pressoché tutti gli aspetti della questione, informano laconici da Palazzo Balbi. Il tavolo è stato quindi riaggiornato a lunedì 11 dicembre, 48 ore prima dell'annunciato stop di 3 giorni. Una protesta non condivisa da una larghissima fetta di popolazione che non si spiega una forma così estrema di rivendicazione da parte di una categoria certamente privilegiata rispetto agli altri lavoratori della sanità. La Regione dovrà fare il possibile per non cedere alle loro pretese.